Bene, un buongiorno a tutti. Questa è una conferenza stampa inusuale che in questo caso col collega Giampiero Possamai, capigruppo PAN e Villanova, abbiamo inteso fare perché quello che stiamo sentendo in aula da un paio di sedute e sulla stampa addirittura clamorosamente amplificato con notizie che nulla hanno a che fare con questo progetto di legge, ci ha spinto a fare un'operazione chiarezza, proprio perché, ripeto, chi in questo momento sta ostacolando l'approvazione di questo progetto di legge sta dicendo cose che nulla hanno a che vedere e a che fare con la legge, addirittura con comportamenti incoerenti da parte di un cosiddetto mondo ambientalista che su emendamenti del relatore e del proponente, l'estensore della legge, parlavano di dare la possibilità anche a guardie volontarie di poter accedere in caso di necessità utilizzando questa viabilità silvopastorale. Ci sono subemendamenti che vorrebbero cancellare questa proposta. Quindi si dicono delle cose e poi se ne scrivono e se ne fanno altre. E soprattutto quelle che si dicono, dal nostro punto di vista, stanno creando una situazione di disinformazione sui territori, specialmente i territori montani, che, ripeto, nulla ha a che vedere e a che fare con questa proposta di legge, che attualizza una situazione che già è presente nella viabilità silvopastorale e che anzi mette ordine in quello che adesso non ha invece un effettivo anche controllo e utilizzo da parte dei comuni. Quindi con questa cosa, ripeto, volevamo fare, ripeto, un'operazione verità rispetto a tutto quello che viene detto in aula e sui giornali nei giorni scorsi. Prego Giampiero Possamai. Grazie, buongiorno. Condivido anch'io le parole del Presidente del Consiglio regionale perché già da settimane è in atto un tentativo di manipolazione dell'opinione pubblica. Noi abbiamo sentito in aula e abbiamo letto un agglomerato di menzogne ideate e divulgate appositamente, lasciatemelo dire probabilmente perché a novembre si va al voto con il rinnovo del Consiglio regionale e quindi c'è la necessità di fidelizzare i propri elettori piuttosto che di cercare nuovi elettori. E c'è questa strategia che è portata avanti da due componenti di opposizione del gruppo Europa Verde. Guardate, questo progetto di legge non farà assolutamente aumentare il traffico sulle strade silvoforestali. Si tratta esclusivamente della migliore allocazione della disponibilità per il rilascio di autorizzazioni a categorie che già oggi vengono autorizzate, ma vengono autorizzate con dei provvedimenti autorizzativi che si basano su concetti legislativi che non sono quelli idonei. Il più delle volte chi va a fare giornate ecologiche, organizzate magari dal comune, piuttosto e quindi interventi ambientali, piuttosto che interventi a favore della fauna, penso al foraggiamento invernale per gli eccessi di nevamento, sono già autorizzati dalle amministrazioni comunali che sfruttano il testo di legge del testo unico sull'ordinamento degli enti pubblici, il decreto legislativo del 2000, il numero 267, articoli dei 50 e seguire per la precisione, che però indica specificatamente situazioni emergenziali. Quindi noi non facciamo altro che inserire nella legge specifica per le silvopastorali 3 categorie, quarta con quella di guardia caccia e di guardia pesca, che già transitano in questa particolari viabilità, ma che saranno autorizzate poi con un testo di legge idoneo e più performante sull'aspetto della garanzia per l'assicurazione propria degli automezzi e della garanzia per la pubblica amministrazione che li autorizzerà con un percorso legislativo idoneo. Quindi sono come ha detto prima, i volontari che agiscono su organizzazione degli enti pubblici o delle associazioni, ma sempre in collaborazione con gli enti pubblici per interventi di miglioramento ambientale piuttosto che di attenzione alla fauna per i bisogni della fauna, sono i conduttori di cani da recupero che vengono chiamati dopo gli incidenti stradali con la fauna. Sappiamo che ad esempio nell'unica provincia tutta montana, quella bellunese, abbiamo una media di un incidente al giorno con la fauna selvatica, piuttosto che il recupero, nelle attività di recupero degli animali che hanno avuto un percorso di fatalità negativa e quindi debbono essere
recuperati per una questione etica. In ultima analisi, il terzo punto sono gli operatori che sotto le massime autorizzazioni, corsi di formazione, abilitazioni, regole rigide agiscono sui piani di controllo che la Regione stessa emana e attua. Quindi ogni operazione di questo tipo è sotto l'egida della pubblica amministrazione e, ripeto, non comporterà nessun aumento di traffico su queste viabilità. Sì, bene, io direi che il collega Piero Possamai abbia spiegato molto bene il perché di questa legge, quindi se si può dare una critica per quello che sta succedendo, si può dire che è tanto rumore per nulla, perché alla fine è un progetto di legge che va a normare delle situazioni che altrimenti erano anche pericolose, perché poi mandare delle persone a recuperare la fauna o a fare attività anche ambientali senza assicurazioni, senza possibilità comunque di avere una regolarità sui mezzi, può essere anche pericoloso. Quindi noi diciamo agli esponenti animali ambientalisti che ogni volta creano il casus belli su situazioni di questo tipo, e non è la prima volta, che noi della maggioranza della Lega abbiamo comunque messo e mettiamo ordine a una situazione di disordine, e qui penso che sia anche un bene per i cittadini che usufruiscono della montagna, che usufruiscono di questa viabilità silvopastorale, che poi è una viabilità a tutti gli effetti, che serve, è di servizio alla montagna per tutte le attività, e quindi pensiamo di aver fatto e di fare una cosa buona. È chiaro che poi, ricordava il Presidente prima, siamo in campagna elettorale e quindi per smuovere chissà quale masse che non vediamo di oppositori a tutto questo, si usano delle falsità strumentali che noi naturalmente rispediamo al mittente. Quindi oggi approveremo, se non è oggi, entro martedì prossimo approveremo questa legge, e io penso che anche per quanto riguarda i sindaci e le comunità montane si faccia chiarezza per quanto riguarda poi anche gli atti amministrativi loro interni. E quindi con questo io direi, Piero, se vuoi concludere, andiamo in aula, andiamo avanti e naturalmente vedrete che poi gli effetti di questo PDL saranno solo positivi e le ricadute saranno importanti per la nostra montagna. Grazie.